Allora, sono Stefano Casotto, come ha detto, stasera sono qui a parlare sicuramente di indipendenza. Buonasera, stasera sono qui a parlare di indipendenza assieme a tutti i relatori e a parlare, visto che stasera abbiamo sia imprenditori che sindaci, amministratori comunali, di ciò che può anche legare imprenditori e enti locali. Io di professione, come vedete, faccio il commercialista e quindi ogni giorno vedo casi aziendali. Infatti insieme a Michele abbiamo preparato quelle slide più o meno con l'esperienza che negli ultimi anni ho dovuto soccombere, perché tante volte anch'io chino il capo quando devo comunicare purtroppo le tasse da pagare e mi vergogno anche a volte di preparare gli F24 e li faccio inviare a qualcun altro perché è un'indecenza. Comunque non importa, stasera quello che volevo affrontare è quella parte dell'ente locale e quindi ciò che sta tra i cittadini e l'ente locale, quindi ad esempio il comune di Treviso. Il tutto nasce, per quanto mi riguarda personalmente, nel 2011, anno in cui per il sottoscritto nasce la voglia di indipendenza, con un articolo che ho letto sul Gazzettino, che fortunatamente abbiamo qua anche il sindaco, mi permetto di leggere l'articolo, che Bogo Miatello praticamente si lamenta perché a fronte di un reddito imponibile nel 2011 di 73 milioni e un'IRPEF pagata netta di 12 milioni e mezzo di euro, il trasferimento statale in comune è stato di 170 mila euro. Neanche 169.000. Bene che abbiamo il sindaco che può confermare i dati. Io quando ho letto questo articolo mi sono vergognato nuovamente di essere italiano, perché penso che quei soldini facevano comodo all'interno della nostra economia. Praticamente dall'IRPEF pagata netta solamente l'1,36% tornava nel comune. Vero sindaco? Ecco, per me è stata di grande ispirazione e sarà anche un po' per la dimestichezza che ho con i dati e confrontandomi sempre col sito del ministero abbiamo scaricato i dati di tutti i comuni d'Italia e del Veneto, scusate, e cosa abbiamo fatto? Ci siamo posti queste domande. Allora, quante imposte dirette IRPEF addizionali versano i cittadini del comune di Treviso? Innanzitutto, quindi ciò che esce dal comune di Treviso e va giù a Roma. E quante di queste imposte tornano indietro al comune in trasferimenti statali? Questa è la domanda. I dati sono, li ho anche qua, quindi chi avesse dei dubbi viene qua a vedere. Comunque il sito del Ministero delle Finanze e il sito del comune di Treviso, quindi tutto certificato. Allora, spero che si veda. Non si vede? Ve li leggo. Allora, praticamente a Treviso ci sono 82.975 abitanti, far data 2012. Perché 2012? Perché il rendiconto disponibile sul sito del comune di Treviso è quello del 2012, di conseguenza ho usato quello. Tipologia di reddito. Allora, dipendenti, ci sono 30.000 dipendenti, 30.000 dipendenti e possibile in Treviso ci sono 82.000 abitanti, ci sono 82.000 abitanti, lavoratori dipendenti, lavoratori dipendenti. Allora, 82.000 abitanti, ci sono 29.811 lavoratori dipendenti, non del comune di Treviso, dipendenti. Comunque ci sono 23.000 pensionati, ci sono 2.500 lavoratori autonomi, ci sono 282 imprenditori, 1.798 imprenditori in semplificata e 4.138 soci di società di persone. Queste compongono i contribuenti del comune di Treviso, che sono 60.000 su 82.000 abitanti, il resto saranno
i bambini e chi non ha reddito. Il totale dell'imposta netta che hanno versato allo Stato è di 348 milioni di euro, quindi soldi che vengono e trattenuti dalla busta paga e trattenuti dalla pensione, pagati con le ritenute del 20% sulle fatture, pagati con gli F24. Non solo, al comune vengono dati 8.500 euro di addizionale comunale e alle regioni 17 milioni. Questi sono i tre dati che abbiamo. Totale 375 milioni di euro. Bene, adesso basta prendere in mano il bellissimo rendiconto 2012 del comune di Treviso, il quale ha avuto nel 2012 trasferimenti da parte dello Stato 1.300.000 e trasferimento da parte della regione 7.620.000. La regione quindi gli avete dato 17 milioni, sono tornati 7 milioni. Lo Stato sono partiti 350 ed è tornato 1,3 milioni. Tutti mi domandano che cos'è il residuo fiscale. Ecco l'esempio di Treviso e la quota parte del residuo fiscale del comune di Treviso. Allora io penso che con questi dati sicuramente non ci sono i soldi, quindi non solo gli imprenditori ogni giorno sono affossati dalle tasse e non riescono altro che investire nella propria azienda, neanche nella loro famiglia, perché non hanno i soldi per mangiare, ma anche lo stesso comune bisogna capire che non ha neanche i soldi per dare i servizi ai cittadini. Questo ve lo dico invece da consigliere comunale, perché nel comune di Campo San Martino, dove faccio consigliere comunale, è ancora peggio, perché sono 69.000 euro che andranno a zero nel giro di 4 anni, perché è stato deciso che da 69 poi meno 15.000 euro ogni anno fino ad azzerarsi. Quindi ci saranno, il futuro dell'Italia, dell'essere all'interno dell'Italia, sarà quello che paghiamo e trasferimenti zero. Questo è quello che avremo, e quindi non solo dovremo pagare lo Stato centrale, ma dovremo pagare anche per i nostri servizi. Schiavi? Schiavi sicuramente, siamo schiavi. Non bisogna accettare queste situazioni. Sicuramente io riesco a capire le amministrazioni comunali che facciano fatica ogni giorno e che vengono contestate. Io poi sono dalla parte della minoranza e ho ovviamente la mia parte del controllore, però capisco anche i problemi che ci sono, perché con questi conti qua è impossibile. Non possiamo contare esclusivamente su cosa? Sui soldi che derivano dalle nostre case, che già paghiamo, che abbiamo pagato e che continuiamo a pagare, più del doppio di quello che valgono oggi. Quindi io penso che questo sistema è morto e non c'è via di ritorno.